Claudio, Padova-Cesena è una partita che nella memoria dei tifosi voleva dire qualcosa. Cosa ti ricorda? Il famoso spareggio, quello per... chiedo scusa, sì, ho dimenticato il gelato. Salutiamo la gelateria Rocco di Prato della Valle. Che ci sponsorizza. Sponsorizzato, ecco. Dovreste sponsorizzare anche il gelato, perché ragazzi qua bisogna fare di tutto nelle piccole TV private, ve lo dice uno che fa... Allora, 1994. Sì, spareggio per la famosa Serie A. Serie A. Quindi Ecco, benissimo. Allora noi facciamo un tuffo nel passato. Facciamo un tuffo nel passato. Con questo servizio che ci dà anche l'occasione per ricordare un grande radiocronista come Gildo Fattori, no? Certo. Allora, vediamo il servizio. Dolcetti che apre sulla destra e il Cesena che prova a venire in avanti, vediamo un pallone per Hübner, attenzione di testa, rete Hübner, al primo fondo il Cesena va in vantaggio, si gioca il sesto minuto nel corso del primo tempo e Hübner porta il Cesena in vantaggio. Al primo fondo Hübner sul cross proveniente da destra di Teodorani, ha fatto secco il portiere Bonaiuti. 1-0, quindi vediamo Pellizzaro che alla destra del terreno di gioco va alla battuta del tiro d'angolo, ancora Pellizzaro prende la rincorsa, ecco che parte il tiro, attenzione, salta Franceschetti, colpisce di testa, rete, il Padova pareggia, Quicchi in girata, 1-1, si gioca il 18° minuto e sugli sviluppi di un calcio d'angolo il colpo di testa di Franceschetti, la girata in area all'incrocio di pali da parte di Quicchi. Allora 18° minuto e tutto ritorna in parità, Quicchi per il Padova, 1-1 e i tifosi tirano un sospiro di sollievo. Vediamo, è la fine, il Padova amici è in Serie A, io non so più cosa dire amici, 32 anni abbiamo aspettato questo momento, 32 anni, allora io non ce la faccio francamente a continuare, c'ho un groppo in gola amici, 12 anni di radiocronache, abbiamo sofferto come le bestie, consentitemelo, abbiamo subiti di tutti i colori, siamo stati derisi quando abbiamo sempre voluto incitare questa squadra, siamo stati offesi quando siamo andati negli altri campi, ne abbiamo subite di tutti i colori, adesso non ho veramente la forza per dirvi che cosa sto provando in questo momento. E allora, grazie alla famiglia di Gildo Fattori, al nipote Roberto, a Marco Lorenzi del sito biancoscudati.net che appunto ci ha reso possibile mettere in onda questo bellissimo filmato storico. Siamo veramente addirittura d'arrivo.